Argomento, andiamo a Gorizia, ancora una volta parliamo di medicina, in particolare di sarcomi, come già vi avevamo proposto in una precedente edizione. A Gorizia c'è un'equipe medico-chirurgica d'avanguardia per la cura dei tumori muscoloscheletrici che è guidata dal dottor Franco Gherlinzoni. A lui abbiamo chiesto come avviene la diagnosi di questo tipo di tumore, qual è l'incidenza e qual è anche soprattutto la qualità di vita per questi pazienti. Sentite. Dottor Gherlinzoni, qual è la terapia più corretta o più attuale del sarcoma? Dunque, come ho detto, ci sono molti tipi di sarcomi dell'apparato locomotore, quindi parliamo per esempio, come esempio soltanto dell'osteosarcoma, che è il tumore classico dell'osso. La principale terapia è sicuramente la chirurgia. La chirurgia deve essere fatta bene, eseguita secondo canoni corretti, secondo una pianificazione preoperatoria precisa. Però molti di questi tumori per fortuna sono anche chemiosensibili ed alcuni, non l'osteosarcoma ma altri, radiosensibili, cioè sono sensibili sia alla chemioterapia che alla radioterapia. Quindi i protocolli di trattamento di queste forme non sono protocolli combinati nel quali devono imbricarsi la chirurgia assieme alla chemioterapia, che molte volte viene eseguita addirittura prima dell'intervento per poter già circoscrivere la malattia, e in alcuni casi anche la radioterapia. Quindi sono trattamenti estremamente complessi che vanno affrontati in centri molto attrezzati per questo tipo di trattamenti. Devo dire una cosa, non è necessario che queste specialità siano tutte racchiuse nello stesso ospedale. Si può lavorare anche in un'ottica di network, di rete regionale, nella quale, come facciamo noi in questa regione, dove abbiamo già consolidato questo modello organizzativo, nella quale il chirurgo molte volte si sposta e va a operare il paziente dove poi può eseguire la terapia oncologica più adeguata, quindi non spostando il paziente ma spostando il chirurgo. Nell'ottica di una stessa regione, di uno stesso ambito di macro regione, questo può essere senz'altro fatto. La qualità della vita del paziente, dottor Gherlinzoni, come può essere migliorata pur a fronte di una diagnosi di questo tipo e di tutto poi il protocollo terapeutico? Il periodo della chemioterapia è senz'altro un periodo molto difficile per il paziente, perché le chemioterapie piuttosto intense, ad alto dosaggio, soprattutto trattandosi, quando si può, di pazienti giovani, nelle quali quindi si può anche spingersi, gli oncologi possono spingersi a dei dosaggi di farmaci estremamente aggressivi. Passato questo periodo, e poi il paziente piano piano riprende una vita normale, dipende molto da qual è il tipo di intervento che viene fatto. Per fortuna ormai da 20 anni non si fanno più amputazioni. Io ricordo quando ero giovane ed ero all'Istituto Rizzoli di Bologna, ho cominciato questa mia attività, che la maggior parte delle sale operatorie al centro tumori erano con delle operazioni estremamente drammatiche, perché si amputavano quasi tutti i pazienti. Adesso ormai si amputa soltanto meno del 5% dei pazienti, quindi gli interventi sono tutti interventi di tipo ricostruttivo. Ovviamente questi interventi, che utilizzano delle protesi speciali, degli innesti massivi presi dalla banca dei tessuti, presentano delle difficoltà, delle complicazioni, e la più temibile di tutte, quella che noi tutti ortopedici oncologi temiamo, è l'infezione. Quando si infettano pazienti con questo tipo di ricostruzioni è diventa drammatico, perché la eradicazione dell'infezione in questi casi è molto difficile.